comune di Castelnuovo Vaiano, il sindaco ha delegato me alla presenza, probabilmente perché è andato in riunione per rivelarti il sindaco Rizzati. Ecco, il comune di Castelnuovo Vaiano, noi conosciamo il progetto perché l'architetto Luca e l'architetto Listiero sono venuto a presentarlo a noi qualche mese fa, forse un anno fa. Ecco, noi già col comune di Menare e Bergantino collaboriamo per altre cose e quindi abbiamo aderito da subito all'inizio del comune di Bergantino dell'area vasta e di tutti gli altri vari incontri che ci sono stati. Ecco, relativamente al nostro aggiornamento, diciamo, dello strumento urbanistico che ha ricordato prima il comune di Menare, ecco, vorrei un attimo fare un passaggio. Ecco, noi siamo un pochino più avanti del comune di Menare, nel senso che il PAT andrà in commissione V2R questo mese dopo un calvario che non vi dico, sono 3 anni e mezzo che siamo in giro. Quindi questa è la nostra situazione, quindi i dati sono quelli conosciuti. La provincia di Rovigo ci ha obbligato 3 anni e mezzo per dare un parere di conformità che è arrivato 20 giorni fa ed è questo che ci ha bloccato per circa 3 anni. Ecco, relativamente al party tematico della banchina fluviale di Torretta, dove noi siamo comune capofila con Legnago, Bergantino, Castelmassa e Melara, ecco lì abbiamo lavorato sul documento preliminare, abbiamo già avuto un parere preliminare del VAS, andremo in adozione nei prossimi mesi. Ecco, il progetto che voi avete presentato è in armonia con quelle che sono le caratteristiche, le potenzialità di sviluppo del nostro territorio che si inserisce. Ecco, ricordo, l'avete visto dalle mappe, Castelnuovo Vaiano è un paese molto vasto di circa 37 km², che collega un po' con il Canal Bianco. Ecco, quindi noi aderiamo completamente al progetto. Ci ha già visto che sono state ricordate anche le piste ciclabili, da noi con Menare, Bergantino e Legnano abbiamo già aderito e Cerea qualche mese fa al progetto di pista ciclabile. Quindi da parte nostra siamo a conoscenza del progetto e aderiamo pienamente. Insomma. Ecco, gli strumenti che noi abbiamo già a disposizione, il PAT, ovviamente sono in disposizione, quelli che sono tutto lo studio agronomico, geologico, tutto quello che abbiamo fatto da 4-5 anni. Ecco, i nostri architetti sono l'architetto Sbetto e l'architetto Bernardelli, perché abbiamo diversi architetti, insomma, comunque so che voi ci lavorate assieme, quindi noi siamo a disposizione per fornire tutti i nostri dati relativi alle conoscenze. Una cosa che volevo puntualizzare, proprio perché si diceva prima che alcuni comuni sono assenti o come si può partecipare, che effettivamente qui trovate anche il blog con quelli che verranno messi in filmati di questi tavoli e verranno poi condivisi con gli altri, e c'è la possibilità di raccogliere eventuali interventi, anche da parte dei tecnici che magari sono assenti o possono essere inseriti, e quindi c'è una possibilità di partecipare, certo, o le mail o i recapiti, proprio per cui